Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. Megliadino San Vitale fa parte del consiglio di amministrazione della società urbana di trasformazione, meglio nota con la denominazione di Parco del Fiumicello. In questo il sindaco Barbara Mizzon ha proseguito il lavoro iniziato dal suo predecessore e lo ha portato con successo a termine. Il Parco del Fiumicello è una grande opportunità per lo sviluppo del territorio montagnanese, fino a qui emarginato sia in tema di sviluppo che di viabilità. Adesso che stanno avanzando la nuova autostrada Valdastico Sud e la variante alla SR10 da Carcere a Legnago, c'è di che ben sperare, crisi permettendo. Abbiamo sentito il parere del sindaco Barbara Mizzon. Riteniamo come amministrazione doverosa la partecipazione del nostro comune all'interno di una società così importante che prevederà uno sviluppo produttivo, di una zona produttiva proprio a noi vicinissima. La scelta di entrare a far parte di questa società è dettata soprattutto dalla voglia di essere parte attiva e non parte passiva di uno sviluppo importantissimo che interesserà la zona della Bassa Padovana. Ormai, se ci guardiamo intorno, abbiamo sempre detto, insomma, soprattutto nella zona di Padova o dell'Alta Padovana, il mercato è veramente saturo, è già stato fatto tutto quello che poteva essere fatto. Comincia finalmente ad essere interessante la zona della Bassa Padovana e questo interesse mi auguro, e in questo io ci credo, diventerà una zona di sviluppo con insediamento di un'area produttiva importante che prevederà gioco forza anche uno sviluppo della viabilità e quindi permetterà al nostro territorio di uscire un po' da questa ombra. Che c'è anche la ZIP dentro della zona industriale di Padova? Sì, c'è la ZIP. E il consorzio ZIP, sì, importantissimo, infatti anche questo mi dà molta fiducia perché è un colosso all'interno del suo settore, quindi vuol dire che la zona è veramente strategica, veramente importante e quindi essendo nel nostro territorio ritenevamo un segno di responsabilità da parte nostra intervenire e partecipare attivamente con coscienza e consapevolezza di come sarà l'evoluzione del nostro territorio. Ho intervistato tempo fa il direttore del Parco del Fiumicello e nonostante il periodo di crisi ha detto che va molto bene, insomma, rispetto al periodo. Sì. C'era un po' obiettivamente di preoccupazione per il fatto che questa crisi sta dando i suoi segnali negativi un po' a 360 gradi, quindi era nata un po' la preoccupazione di dire magari forse per un periodo si fermerà l'attività, invece fortunatamente ci sono state le richieste e l'attività sta procedendo. Adesso sono anch'io inserita e per la fine di giugno ho stanziato appunto i soldi, sono 85.000 euro che sono stati stanziati, 30.000 erano già stati stanziati dalla precedente amministrazione, i residui li abbiamo stanziati noi ed è la quota parte appunto che è stata versata da tutti i comuni che ne fanno parte. Come abbiamo sentito, i nuovi strumenti a disposizione, Parco del Fiumicello e nuova viabilità, inducono senz'altro a sperare in un futuro migliore per l'economia montagnanese.